Amici e parenti si sono ritrovati nella chiesa di San Giovanni Battista a Jesolo Paese per dare un ultimo saluto a Roberto Basso, il 64enne tabaccaio ucciso nella sua abitazione in via Antiche Mura nella notte del 6 maggio. Fra le autorità presenti in prima fila il sindaco Christopher De Zotti con la fascia tricolore. Sul lato opposto, accanto al feretro, i familiari, la sorella Francesca, il fratello Andrea, i nipoti e i parenti. Consegniamo Roberto alla misericordia del Signore, ha detto Don Gianni Fassina. Siamo nella sofferenza. Ecco che questa lettura ci viene poi a leggere in questo momento lo stato d'animo dei due familiari, in quale in questi giorni si sono accesi tantissimi fari sulla vostra famiglia, sulla morte di Roberto. In chiesa, per essere vicini un'ultima volta a Roberto, tanti lavoratori stagionali, i vicini commercianti e con loro anche le ex commesse. Tante persone che conoscevano bene il 64enne, una persona discreta che a Jesolo Mare ricordano con affetto. Roberto è una persona molto riservata, persona proprio però vicino, anche con il suo silenzio alle persone. E il silenzio di Roberto, il suo riservatezza è fatta proprio di rispetto, di vicinanza. Persona molto gentile, senza mai alzare la voce. Una persona discreta, una persona accogliente, una persona generosa, sempre pronta ad aiutare. Le indagini in questi giorni proseguono serrate. I carabinieri stanno esaminando tutti i tabulati telefonici dei cellulari sequestrati, così come i movimenti del computer sequestrato in tabaccheria. Perlustrate anche le campagne adiacenti alla casa dove Basso viveva. Qualcuno, nel frattempo, ha portato un mazzo di fiori nella cassetta della posta, colma di lettere. È il giorno dell'addio e la famiglia, affranta in un composto dolore, si è unita per salutare un'ultima volta un uomo per bene, la cui morte è ancora un mistero.